Benvenuti a tutti. Domenica 20 si corriò la 17ª maratona di Palermo. Vinciu l'ucrainiano Benjamin Sarem Kiprop. Tra i femmini, prima l'etiopi Woknesh Oda Shashe. Tennis. La Spagna vinciu per la quinta volta la Coppa Davis. Nella finale giocata a Siviglia con l'Argentina lo passato fine di settimana. Lo punto decisivo di Lucia 1 lo ottieni lo numero 2 di Lumunnu, Rafael Nadal. Tennis. S'annunziau che lo torneo Challenge di Cartanissetta canciadata, passando di marzo a giugno, per favorire la presenza degli spettatori. Lo montepremio acchiana 64.000 euro. Pallanuoto. Agli europei di Eindhoven, la nazionale femminili vinciu lo suo quinto titolo, superando alla finale di sabato la Grecia per 13-10. Tra i campioni, la catanesi Rosaria Aiello e la romana Tania Di Mario giocano nell'Orizzonte Catania. I mascoli arrivarono quarti. Tennis. Lo serbo Djokovic vinciu per la terza volta gli Open di Australia. La finale contro lo spagnolo Nadal fu memorabile e durò 5 ore e 53 minuti. Tra i femmini la bielorussa Zarenka vinciu per 2-0 contro la Sharapova e diventò la numero 1 di Lumunnu. Pallanuoto. Lo passato sabato, lo Nuoto Catania vinciu per 14-13 con l'Unervi e l'Ortigia Siracusa perdiu in casa per 12-11 contro l'Acquachiara Napoli. Nella classifica i siciliani sono malo combinati, principalmente lo Catania, ultimo. Nella 1 femminili vinceru Messina e Orizzonte Catania, secondo nella classificazione, mentre perdiu l'Ortigia. Tennis. Lo passato fine di settimana si giocò a Biella lo quarto di finale della Coppa Federazioni. L'Italia sconfiggì l'Ucraina per 3-2, decisivo lo doppio di Roberta Vinci e Flavia Pennetta. Gli italiani hanno a giocare la semifinali con i campioni dell'anno passato della Cechia. Ciclismo. La passata settimana Vincenzo Nibali si classificò secondo un talo giro di Loman. Lo siciliano vinciu la quinta tappa, ma per solo un secondo non potti superare in tale classificazione allo slovacco Velitis. Pallanuoto. In tala 1 l'Ortigia Siracusa vinciu con lo Bogliasco per 10-7. Lo Catania perdiu in casa con lo Brescia e a 2 partiti di la fine scenniu in A2. In tali femmini vinceru l'Orizzonte Catania, terza in tala classificazione, e lo Messina. Paraggiau l'Ortigia. Ciclismo. Martedì 13 Vincenzo Nibali conchiuiu al primo posto la Tirreno Adriatico 2012 dopo la cronometro finale di San Benedetto di Lutronto. Lo ciclista siciliano aveva vinciuto la quinta tappa. Pallanuoto. Terminò la stagione per gli squadri siciliani di La 1 di mascoli. L'Ortigia Siracusa perdiu in casa con Luca Mogli e non si classificò per i play-off. Lo Catania vinciu a Civitavecchia, ma non poté evitare l'ultimo posto e la retrocessione. Golf. Lo passato fine di settimana si tinne a Sciacca lo Sicilian Open. Vinciu lo danesi Olesen con 273 corpi, 15 su Talupar e solo uno di vantaggio sopra l'Inglesi Wood. Gli italiani Taddini e Maestroni conchiuderono 13esimi. Ciclismo. Domenica 22 aprile lo messinesi Vincenzo Nibali arrivò secondo nella classifica Liegi-Baston-Liegi, superato nell'ultimo chilometro di Luka Zaco Iglinski. Palloni a 5. Si conchiuiu sabato 21 la stagione regolare della Serie A. L'unica siciliana, l'Augusta, terminò ultima con solo 6 punti e dopo 19 campionati scende di categoria. Sabato 5 di maggio ha cominciato l'edizione numero 95 dello Giro d'Italia di ciclismo. I primi 3 tappi parteru dalla Danimarca per dare più visibilità all'estero alla corsa rosa, ma con la quarta, la cronometro di Verona, si tornava in Italia. Lo tradizionale arrivo a Milano è previsto per il giorno 27. Tennis. Lo 13 di maggio Roger Federer battiu lo ceco Thomas Berdych e si aggiudicò lo mutua Madrilena Open dalla terra blu di Madrid.
Pilutenista svizzero, che di lunedì leva a Nadal la seconda posizione in la classificazione ATP, si tratta di un quarto successo della stagione. Dal 24 al 26 di maio si tengono in Sardegna i 16 giochi delle isole. 12 isole di Lumunnu si incontrarono tra 10 sport. La Sicilia, sommando 98 punti, vinciu per la quarta volta di fila la competizione, seconda la Sardegna, terzi l'Azzorri. Prossime edizioni nel 2013 in tall'isola d'Elba. Ciclismo. La passata domenica si concludeva a Milano lo Giro d'Italia. In tale cronometro finali, lo canadese Hayes Edal sopragnava lo spagnolo Rodriguez e vincì un giro deludenti. Primo degli italiani arrivava Scarponi, quarto. Giovedì 31 di maio si tenne a Roma lo Golden Gala, importanti manifestazioni di atletica. Lo giamaicano Bolt corriu i 100 metri in 9 secondi e 76 decimi. Tennis. Lunedì a 11 si concluiu il torneo di Roland Garros a Parigi. Sara Errani finì in bella figura, arrivando alla finale perduta contro la russa Sharapova. L'Errani vinciu il torneo di doppio insieme alla l'altra italiana Roberta Vinci. In taluta billuni masculino si incoronau per la settima volta lo spagnolo Nadal e lo prumato di lo torneo. E concludiamo con la Serie A di la canoa polo. Stiamo vedendo l'immagine di lo concentramento centro-sud di lo passato fine di settimana che si tiene a San Nicola l'Arena vicino a Palermo, organizzato dalla squadra locali. Lo Siracusa nisciu senza disfatti. Dalla classificazione i siracusani sono secondi dopo lo Chiavari. Lo 30 di giugno e lo 1 di giugnetto si tiene a Roma lo concentramento finale. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo.